da Sicilia, 24 questi titoli di oggi. Catania, sotto i sedili dell'auto 27 kg di cocaina, fermato dalla polizia un cittadino albanese, viaggiava con un carico di droga che avrebbe fruttato sul mercato 1.300.000 euro. Vittoria, resta ancora un mistero il sequestro del 17enne tenuto in ostaggio per 24 ore e poi liberato. Emergono intanto particolari del racconto del giovane agli investigatori. Ero prigioniero in un casolare poco distante dal paese. Palermo, mazzette da 2.000 euro dentro una bomboniera, così Mario Lupo, rappresentante di 2 associazioni per l'assistenza ai malati terminali, al dirigente ASP Francesco Cerrito. Per entrambi domani l'udienza di convalida del fermo. Piove, Palermo si allaga ed è polemica. In 2 giorni di acquazzoni la città ha mostrato le sue fragilità. Per il gestore della rete fognaria ci vorranno anni per superare il gap infrastrutturale. A Catania è dura la vita per pedoni e motociclisti, da via Ala a viale Fleming, e i tanti pericoli segnalati dai telespettatori alla nostra linea WhatsApp. Lui di Mazzarrone, lei di Comiso. Da Marina di Ragusa la storia romantica di un amore nato da un messaggio lasciato in una bottiglia lanciata in mare. Calcio, il Palermo pareggia 1-1 a Bari e resta in vetta alla classifica di Serie B. Il tecnico Inzaghi comunque soddisfatto, dice era una partita difficile. Serie C, fra poco Cerignola-Catania. Toscano potrebbe riproporre dal primo minuto Donnarumma dalle 17 su Telecolor, diretta stadio. Ancora ben trovati, andiamo subito a Catania. Un uomo viaggiava con quasi 28 kg di cocaina sotto il sedile dell'auto. È stato fermato dalla polizia un cittadino albanese. Sentiamo Desire Ferlito. Viaggiava in auto con 24 panetti di cocaina, occultati all'interno di un van appositamente creato sotto i sedili anteriori, sia lato conducente che passeggero, per un totale di quasi 28 kg. In queste immagini della Polizia di Stato un agente li preleva uno ad uno da una piccola apertura sotto il sedile della Renault Scenic fermata dalla squadra mobile della Questura di Catania sull'autostrada A18 Messina-Catania durante un posto di blocco nei pressi del casello autostradale di San Gregorio. A bordo un cittadino albanese di 39 anni. A insospettire i poliziotti l'insofferenza mostrata dal fermato durante il controllo e le risposte contraddittorie alle richieste di spiegazioni sulla sua presenza nel territorio etneo. Comportamento che ha spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione più approfondita del veicolo, che ha permesso di scoprire l'ingente quantitativo di droga e portato anche al sequestro del mezzo e di 2 smartphone in possesso dell'uomo. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato sul mercato oltre 1.300.000 euro. In attesa della convalida del fermo, atteso nelle prossime ore, il cittadino albanese è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce nei confronti della figlia minorenne. Con queste accuse i carabinieri di Pedara, siamo nel Catanese, hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne. Dai racconti di madre e figlia è emerso che la notte precedente l'uomo ubriaco avrebbe aggredito la figlia minorenne svegliandola e colpendola con una violenza tale da farle sbattere la testa a terra, riportando una ferita lacero contusa. La ragazza sarebbe stata poi minacciata dal padre di non rivelare l'accaduto e quindi lei, per paura di ulteriori violenze, avrebbe taciuto la verità ai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale, dove era stata accompagnata dalla madre. Ero prigioniero in un casolare poco distante dal paese. Emergono dei particolari del racconto agli inquirenti del 17enne rapito a Vittoria, rilasciato dopo 24 ore. Si parla di un sequestro lampo per il quale comunque impera ancora il giallo. Tonino De Mana. Dalla simulazione del rapimento al messaggio intimidatorio alla famiglia della vittima, all'azione legata al mondo della droga. Si indaga a tutto campo sul sequestro lampo del 17enne rapito in strada giovedì scorso a Vittoria e liberato nelle campagne della città ragusana. Il quadro non è ancora chiaro, ma alcuni tasselli cominciano ad andare al loro posto. Noi non abbiamo allo stato elementi per poter dire che ci sia stata una finalità di estorsione, perché non ci risulta da nessun atto processuale.
Se dovesse emergere questo dato, il processo sarà di competenza della Procura distrettuale di Catania. Noi possiamo soltanto dire che le indagini non si chiudono qua, continuano con lo stesso impegno. Agli investigatori che lo hanno interrogato a lungo, ai genitori e al legale di famiglia, il giovane ha raccontato che i 4 banditi che l'hanno rapito mentre era per strada con un gruppo di amici avevano un accento siciliano e che sarebbero rimasti incappucciati per tutta la durata del sequestro. Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino da mangiare, ma mio figlio non aveva fame, ha mangiato poco e ha bevuto tanto. La paura e la tensione era tanta, è stato un incubo per lui e per tutti noi. Per fortuna è andata bene, ha raccontato il padre del 17enne, che ha riferito di essere stato rinchiuso in un casolare di campagna e che gli uomini che lo tenevano in ostaggio erano sempre incappucciati. Un sequestro anomalo, senza richieste di riscatto, con dinamiche poco chiare. Un'indagine che è soltanto agli inizi, ma che parte con molte domande e al momento poche certezze. E si terrà domani l'udienza di convalida del fermo per il commercialista Mario Lupo e per il dirigente dell'ASP di Palermo Francesco Cerrito. Sono stati arrestati, lo ricordiamo, venerdì pomeriggio in flagranza durante un passaggio di denaro considerato una mazzetta. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Maglio Viola. 2.000 euro nascoste dentro una bomboniera. Mario Lupo, commercialista e rappresentante di 2 associazioni che si occupano di assistenza ai malati terminali, ringraziava così il dirigente della programmazione sanitaria e territoriale dell'ASP di Palermo, Francesco Cerrito, per la celerità con la quale aveva erogato i mandati di pagamento alle associazioni. I poliziotti della squadra mobile hanno filmato la consegna della bomboniera nel parcheggio degli uffici dell'ASP in via La Loggia, ai locali dell'ex manicomio della città, e subito sono entrati in azione per sequestrare l'oggetto e verificare che effettivamente dentro ci fossero nascoste 20 banconote da 50 euro. Gli investigatori lo avevano capito durante settimane di intercettazioni e pedinamenti a carico sia di Lupo che di Cerrito, dovevano solo dimostrarlo. Con l'irruzione e il sequestro del denaro è scattato anche il fermo in flagranza per entrambi. Lupo è un commercialista e revisore dei conti molto noto in città. Le associazioni di cui si occupa negli anni hanno incassato dalle ASP ben 17 milioni di euro per vari servizi di assistenza. Dopo gli interrogatori di garanzia e la convalida, l'indagine potrebbe allargarsi. Ma nel frattempo la vicenda sbarca anche sui tavoli della politica. L'ASP di Palermo infatti è senza manager dal 21 gennaio scorso, quando Daniela Faraoni è stata nominata assessore alla salute. A reggerla ad interim il direttore sanitario, ma ora piovono interrogazioni e denunce anche in casa Forza Italia, e a Palermo si pensa di non aspettare oltre e si cerca una figura di garanzia da nominare entro la fine dell'anno. L'autopsia ha confermato che Marco Chiaramonti, 50 anni, istruttore di tennis e padel, è morto sul colpo per i politraumi riportati nello schianto in viale Emporium a San Leone. La moto avrebbe urtato una buca sull'asfalto prima di finire contro un albero. Ci sono, lo ricordiamo, indagati 2 funzionari comunali per omicidio colposo. Intanto domani si terranno i funerali è stato proclamato il lutto cittadino. Il servizio. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Marco Chiaramonti, 50enne, istruttore di tennis e padel, morto sabato scorso dopo un violento incidente in viale Emporium alle porte di San Leone, frazione balneare di Agrigento. Secondo i primi accertamenti, la moto su cui viaggiava potrebbe aver urtato una buca presente sull'asfalto, perdendo aderenza e finendo contro il tronco di un albero. L'autopsia, eseguita dal medico legale Alberto Alongi nella sala mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio, è durata circa 4 ore, ha confermato che Chiaramonti è morto sul colpo per i gravissimi politraumi riportati. Il tossicologo Pietro Zuccarello effettuerà ulteriori analisi su eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Dopo l'esame, la salma è stata dissequestrata. Le indagini della Procura di Agrigento proseguono. Sul registro degli indagati figurano il dirigente comunale Alberto Avenia, responsabile del settore manutenzione stradale, e l'architetto Angelo Lezza, dipendente comunale incaricato del cantiere per la riparazione della stessa buca. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. I funerali di Marco Chiaramonti si terranno lunedì pomeriggio nella Basilica dell'Immacolata. Il comune ha proclamato il lutto cittadino. Sono bastati 2 giorni di acquazzoni per mandare la città letteralmente in tilt. Parliamo di Palermo, emergono delle fragilità che sono peraltro lo spunto di nuove polemiche. Sentiamo.
Piove e Palermo si allaga, una scena che si ripete ad ogni acquazzone un po' più consistente, e anche nelle ultime 2 occasioni della scorsa settimana gli allagamenti hanno governato la cronaca cittadina e con essi l'esplosione di polemiche che seguono ogni evento. Dall'opposizione chiedono spiegazioni al sindaco su pulizia caditoia e interventi di manutenzione, portata degli impianti fognari, ma l'amministratore unico di AMAP, l'acquedotto di Palermo che gestisce anche la fognatura, dà una spiegazione a tutto. Il sistema fognario di Palermo è stato realizzato fra gli anni 70 e 80 e la sua portata è commisurata a 3 volte le piogge di quegli anni. Oggi le piogge sono 15 volte più intense, anche se più rarefatte. La morfologia della città inoltre è cambiata con nuove strade, nuove costruzioni, insomma bisogna rifare le infrastrutture fognarie. Un lavoro iniziato ma che va a rilento. Servono 2 collettori, il collettore nord-occidentale e il collettore sud-orientale, opere affidate dal commissario unico per la depurazione. I 2 impianti servono esattamente le zone che si allagano. Il collettore sud terrà le acque piovane lontane da Uditore a Oreto fino ad Acqua dei Corsari, passando per via Basile, Corso Tucoli e piazza Principe di Camporeale. Il collettore nord da Strasburgo a Sferracavallo, passando per Mondello. Nel frattempo manutenzione, prevenzione e telecontrollo dei sottopassi che continueranno ad allagarsi in attesa delle infrastrutture che permetteranno alla città di uscire dall'impasse. E proprio durante il nubifragio del quale abbiamo parlato, un uomo di 64 anni è caduto per strada a Borgo Vecchio a Palermo ed è stato travolto da un mezzo mentre si trovava disteso per strada. Non si sa se un'auto o una moto, ma sta di fatto che l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e si trova ricoverato in ospedale al Trauma Center di Villa Sofia in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di individuare il mezzo che lo ha travolto proprio perché si tratta di una persona che è fuggita. Vi faremo naturalmente sapere aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Adesso ci spostiamo a Catania, grazie alle segnalazioni dei nostri telespettatori. Il nostro Tonino De Mana vi mostra adesso una carrellata di situazioni pericolose per i pedoni da Via Ala a Viale Fleming. Guardiamo. Prima di partire di casa faccio il segno della croce, è ovvio, ogni mattino lo faccio. A Catania non sono in pericolo solo i motociclisti, in Via Ala è a serio rischio anche l'incolumità dei pedoni che attraversano, sfidando la sorte, i disastrati marciapiedi. Rischi dal basso e dall'alto, come dimostrano le immagini a supporto delle segnalazioni che sono arrivate in redazione al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Il tratto in questione è a ridosso della caserma Sommaruga, dove anche il muro di cinta della struttura militare presenta pericolose crepe, massi che rotolano dalla parete e che finiscono direttamente sul marciapiede, rappresentando una minaccia per i passanti. E che dire dell'asfalto disastrato con buche e avvallamenti. Sì, fin quando qualcuno si farà male morirà. Ed un'altra segnalazione è arrivata dal Viale Fleming, dove non sono sicuri neanche gli attraversamenti, con strisce sbiadite e quasi invisibili. Non solo, rigogliosi cespugli dalle 2 carreggiate coprono la visuale dei pedoni. Anche qui percorrere il marciapiede, non distante dalla stazione metropolitana di Milo, non è semplice. Che il discorso marciapiedi, perché sono totalmente rotti, dissestati, si è pincolte anche qua sul marciapiede, si deve spesso scendere in mezzo alla strada per poter appunto passare. L'altro giorno anche una signora con il passeggino è dovuta scendere con il passeggino, con i rischi che comunque con i rischi a cui si va incontro. Arrivare a casa sani e salvi è già un miracolo. L'approvazione della rete sanitaria regionale e l'inserimento del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina è stato salutato come un passo avanti nei giorni scorsi, però le prime indiscrezioni non lasciano tranquilli i genitori dei piccoli pazienti. Francesco Triolo. Sono giorni decisivi in attesa che la proposta della Regione Siciliana sulla rete sanitaria approvata dall'ARS venga confermata ed approvata dal Ministero della Salute e il centro di cardiochirurgia pediatrica venga inserito nella rete ospedaliera regionale. Il Comitato dei genitori dei piccoli pazienti aveva espresso fiducia dopo l'approvazione dell'ARS affinché si potesse individuare la soluzione migliore per garantire la continuità dell'assistenza, ma le indiscrezioni che sembrano emergere in queste prime battute lasciano qualche preoccupazione. Si parla di un hub principale, cioè il reparto che c'è a Palermo, e uno SPOC secondario che sarebbe Taormina. Si parla di un ridimensionamento dei posti letto a 8. Tutto questo a noi ci fa un po' immaginare
un depotenziamento del centro, quindi sostanzialmente non mantenere le stesse caratteristiche e le stesse modalità di operatività del centro che ne hanno fatto un'eccellenza. Il comitato dei genitori ribadisce quindi che non accetteranno qualsiasi soluzione comporti un ridimensionamento degli standard qualitativi del centro. Secondo loro i bambini in cura devono continuare a ricevere le stesse possibilità che hanno avuto finora. E noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi invito a tornare con noi perché vi racconteremo una storia d'amore che sembra in realtà la trama di un film, tutto partito da un messaggio in una bottiglia lanciata in mare. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Allora, lui è di Mazzarone, lei di Comiso. Vi raccontiamo la storia romantica di un incontro e di un amore nato da un messaggio lasciato in una bottiglia lanciata in mare. Tutto accade a Marina di Ragusa. Veronica Barbarino. A volte le fiabe non appartengono solo ai libri, alle volte diventano realtà. È la storia di Samuel e Simona e di una lettera in una bottiglia lasciata al mare. Era il 2023, aprile 2023, quando io e mio figlio Leonardo finiamo di leggere un libro. La fine di questo libro ispira Leonardo a voler lanciare una bottiglia in mare, ma io da buona romantica e sognatrice decido di mettere un bigliettino. Questa richiesta viene accolta anche da Leonardo e così niente, lui stesso mi detta una frase che dice: sono Leonardo, un bambino di 3 anni e mezzo e vorrei donare un po' della mia gioia e dei miei sorrisi a chi troverà questa bottiglia. Se vi va di conoscervi, chiamate la mia mamma, si chiama Simona. 4 mesi dopo, come da tradizione, ogni estate io e la mia famiglia venivamo in vacanza a Marina di Ragusa. Quel giorno in particolare decidiamo di affittare delle biciclette per andare a fare un giro. Siamo arrivati sugli scogli di Punta Braccetto e dopo questo tuffo dagli scogli vediamo galleggiare questa bottiglia perfetta, intatta, con questa pergamena dentro. Ho preso il mio telefono e ho chiamato Simona. 1 mese di conversazioni su WhatsApp, un incontro, un bacio, poi la convivenza a Marina di Ragusa. Adesso il matrimonio dopo la proposta proprio nel luogo in cui Samuel aveva trovato la bottiglia. E lì ho chiesto a lei e anche a Leonardo di sposarmi e stare con me per tutta la vita. Una storia di destino e magia che ci fa ancora credere nella forza dell'amore. Quasi 750 esemplari di diamantini esposti a Siracusa, da nord a sud, 80 gli allevatori arrivati in Sicilia legati dalla passione per gli uccelli, ma la mostra diventa anche un concorso di bellezza. Francesco Aloi. Io vengo in provincia di Agrigento, anzi questa mostra stavolta è stata fatta in Sicilia. Non c'era mai stata una mostra ornitologica di solo diamanti di Gould o comunque di esotici così capiente. C'è chi arriva dall'Agrigentino e chi invece ha macinato più chilometri, da nord a sud, tutti uniti dalla stessa passione per gli uccelli. Vengo dalla provincia di Chieti, quindi ho raccolto tutti gli animali provenienti dal nord Italia con il mio furgone attrezzato appunto anche per portare questi uccellini, questi animali. 80 allevatori e quasi 750 esemplari di diamantini, tutti a Siracusa nel salone della chiesa di San Corrado Confalonieri per la mostra ornitologica. Un weekend che ha visto questi uccelli impegnati in un vero e proprio concorso di bellezza. Tutto per loro. Qui ci sono esposte tutte le mutazioni dei Gould. Ogni mutazione ha un primo e poi tra i primi si scelgono i più belli della manifestazione. A scegliere i più belli sono i giudici della Federazione Ornitologica Italiana. Per aggiudicarsi il premio, ogni uccello deve rispettare canoni ben precisi. Lo standard è colore della testa, colore del petto, filetto, grandezza dell'animale che non deve essere né troppo piccolo né troppo grande. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi c'è una nutrita pagina dedicata al calcio. A tra poco.
Siamo al calcio, il pareggio del Palermo al Manuzzi che comunque soddisfa in ogni caso il tecnico Pippo Inzaghi. Sentiamo. A Blesa del Cesena ha risposto Bani, un pareggio, quello del Manuzzi, che poteva anche trasformarsi in vittoria sia per i romagnoli che per il Palermo. Un pareggio che ha comunque plastificato l'equilibrio che ha contraddistinto gran parte del match. Le occasioni non sono mancate, la formazione di Inzaghi prima di subire lo svantaggio aveva sfiorato in 2 occasioni lo 0-1, prima con Bani e poi con Ledo Aron. Il gol di Blesa non ha comunque scoraggiato la formazione siciliana che nella ripresa, dopo la traversa di Poyampalo, ha trovato il pari con Bani. Abbiamo approcciato molto bene, nella prima mezz'ora pensavo di far gol, avevamo in mano la partita e proprio nel momento in cui pensavo potessimo passare in vantaggio questo gol evitabile poteva anche ammazzarci, infatti abbiamo un attimino fatto fatica a reagire, però poi al di là del contropiede all'inizio del secondo tempo perché avevamo tanta voglia di pareggiarla, poi la squadra con la traversa prima del gol. Il Palermo ancora una volta ha sfoderato il suo grande carattere e contro una squadra ben organizzata è riuscito a pareggiare, non rischiando poi più nulla. Una partita difficile, come tutte quelle di Serie B, affrontavamo una squadra che era in salute come noi, nel loro stadio con tanto entusiasmo. Penso che abbiamo fatto una partita, sicuramente c'è degli aspetti da migliorare, ma andare via comunque con un punto qua è una cosa importante. Rosanero subito in campo, martedì al Barbera arriva il Venezia che ieri è tornato alla vittoria contro lo Spezia. E tra poco sarà il momento, siamo alla Serie C di Cerignola-Catania, le ultime prima della partita da Francesco Triolo. Ripartire dalla prestazione di Trapani, da quel Catania brillante, tambureggiante, che non concede respiro, che si è visto al Provinciale per larga parte del derby di mercoledì. Il Catania oggi pomeriggio affronta allo stadio Monterisi il Cerignola, formazione che nell'ultimo turno ha vinto in casa della capolista salernitana. Toscano, ancora squalificato e rimpiazzato in panchina dal vice Napoli, potrebbe cambiare qualcosa nell'11 di partenza, considerato anche che i rossazzurri sono al terzo impegno in 8 giorni. Da valutare sino all'ultimo le condizioni di Dausili e Caturano. L'esito degli esami strumentali è stato negativo e quindi il tecnico deciderà se impiegarli o meno solo nell'imminenza della gara. L'avversario di quelli insidiosi lo scorso anno ha fatto benissimo, quest'anno è stato puntellato con elementi come Emmaus e Cretella e poi si gioca su un campo in sintetico e non è mai facile. Ma sarà una partita dove ci sarà da battagliare e siamo pronti per battagliare. Come ogni partita dobbiamo andare a Cerignola con l'obiettivo di vincere e con l'atteggiamento giusto e con lo spirito giusto. Praticamente è una squadra che ha cambiato poco rispetto all'anno scorso dal punto di vista tattico, ha cambiato degli uomini, mettendo gente con caratteristiche diverse, ma sempre una squadra con un DNA ben preciso. Ma la cosa più importante è come affrontiamo noi la partita. Sul fronte formazione rossa-azzurra, in mezzo Quaini potrebbe dare fiato a uno tra Corbari e Di Tacchio. Sulla corsia sinistra possibile il ritorno al primo minuto di Donnarumma. Lunetta dovrebbe essere confermato tra i titolari con Cicerelli, ma non è escluso che possa fare coppia sulla tre quarti con Stoppa. Calcio di inizio alle 17:30, ma dalle 17 scatta diretta stadio su Telecolor per vivere la partita in nostra compagnia con l'analisi pre e post partita e le interviste in esclusiva. E veniamo alle altre squadre di Serie C, trasferta difficile per il Trapani in Campania contro il Benevento, per il Siracusa impegno al De Simone con il Cosenza. Sergio Colosi. Esami complicati per Trapani e Siracusa, per i Granata c'è la vice capolista, per gli azzurri il Cosenza. A Benevento la squadra di Aronica mette a dura prova la sua imbattibilità contro una delle grandi del girone. Il valore del Benevento è sotto gli occhi di tutti, però andremo a Benevento non remissivi, cercando anche noi di fare la partita, cercando di andare lì per giocarcela a viso aperto, perché è importante dare continuità e andiamo a cercare un risultato positivo. Trapani senza Gironne e Nicoli, problemi fisici anche per Vasquez, Negro e Salines. Per il Siracusa dopo 5 KO di fila può essere la settimana della svolta. Mercoledì 3 punti con il Potenza, oggi al De Simone c'è il Cosenza in serie utile da 4 giornate. Cosenza è una squadra molto forte, è forse l'unica squadra di questo girone che ha confermato tantissimi calciatori di Serie B, quindi si tratta di una corazzata
come altre 4-5 che però annovera dentro la loro rosa calciatori di categoria superiore e non calciatori top della categoria. Indisponibili Alma e Molina, la novità dell'ultima ora è la convocazione di Frisenna, Sciapola in difesa con Pacciardi, in attacco recuperato Contini. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.